Buongiorno e buon lunedì 28 agosto, rieccoci insieme in questa nuova settimana che prende il via con l'annunciato maltempo, con il ciclone Poppea che è arrivato sulla nostra regione già dalle prime ore di questa mattina, con forti piogge, con raffiche di vento. Ci sono vari disagi e problemi in diverse zone della nostra regione e allora andiamo subito a vedere qual è la situazione nel Bellunese insieme alla nostra Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Francesca. Allora possiamo dirvi assieme ad Alberto Pivetta che sì, il sipario è calato anche sull'estate bellunese, ma che il forte maltempo tanto annunciato nei giorni scorsi e con le allerte ripetute fino a questa mattina, per il momento non lo abbiamo visto. Ci sono diverse situazioni attenzionate, per utilizzare un gergo comune alle forze dell'ordine. Molte situazioni attenzionate riguardano semplicemente i movimenti franosi che già la settimana scorsa hanno dato preoccupazioni serie, quelle sulla regionale 48 tra Auronzo e Misurina, che lo ricordate era stata chiusa, però è anche riaperta a tempo di record per un'importante frana sulla quale il personale, gli esperti e i rocciatori di Veneto Strade stanno lavorando. Si era rimessa in moto con una colata di fango e detriti anche la frana di Acquabona e questa mattina proprio ad Acquabona i vigili del fuoco sono entrati immediatamente in azione dopo la segnalazione di un nuovo movimento di detriti, però la statale 51 di Alemagna alle porte di Cortina è rimasta transitabile. La novità invece riguarda la strada per le Tre Cime di Lavaredo. Ieri il sindaco di Auronzo ha emanato un'ordinanza per la chiusura della strada, un'ordinanza evidentemente a tempo e limitatamente al passaggio di questa ondata di maltempo che potrebbe innescare movimenti franosi. In città e così come in tutta la provincia è iniziato a piovere questa mattina. Poco prima dell'alba, tuoni, pioggia, scrosci ripetuti, si è acceso il semaforo a Nuova Erto a Ponte nelle Alpi, il semaforo del sottopasso che sovente in concomitanza di piogge abbondanti va sott'acqua, ma devo dirvi che tutto sommato la situazione è tranquilla, salvo segnalarvi i 50 mm in un'ora di pioggia questa mattina a Cesio Maggiore e a Valpore di Seren del Grappa, che sono le località nel Feltrino e Basso Feltrino dove è piovuto di più nelle prime ore della giornata. Il momento vi possiamo fare vedere, ci spostiamo per farvi vedere anche la situazione del Piave che è tranquillo, anche la colorazione dell'acqua non ci dà preoccupazione, perché quando l'acqua diventa di color marroncino allora significa che c'è qualcosa che non funziona in montagna, però devo dirvi che la situazione invece è tutto sommato tranquilla. Si aspetta il passaggio di questa perturbazione. È stato segnalato che è una perturbazione che forse si è presentata in maniera un po' pigra rispetto a quanto era stato annunciato nelle ultime ore, una perturbazione pigra che dovrebbe prendere probabilmente corpo durante il pomeriggio con fasi di maltempo alternati, comunque a schiarite, come quella che abbiamo visto poco fa. Francesca. Grazie Tiziana anche per le tue indicazioni, interessante questa notazione sulle acque del fiume di chi conosce molto bene il territorio come te. Grazie davvero a Tiziana Bolognani e grazie ad Alberto Pivetta, naturalmente buon lavoro. Se dovessero esserci novità chiedeteci la linea in qualsiasi momento per tutti gli aggiornamenti. Grazie, buon lavoro a Tiziana e ad Alberto. E pioggia e vento che sta interessando appunto la nostra regione e che riporta l'acqua alta in centro a Venezia, prevista una massa
massima di 1 metro in tarda mattinata che farà andare sott'acqua piazza San Marco. Alle 21:50 di stasera si toccheranno i 105 centimetri. Situazione pressoché analoga anche domani. I tecnici del Mose sono stati allertati per un possibile sollevamento delle paratoie nel pomeriggio. Lasciamo il maltempo e continuiamo con la cronaca, perché è in corso in queste ore l'interrogatorio del camionista accusato di aver travolto e ucciso il campione di ciclismo di Lonigo Davide Rebellin. Ci aggiorna in diretta il nostro Daniele Garbin. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno, grazie della linea. Siamo a Vicenza, alle mie spalle il carcere, la casa circondariale Filippo del Papa. All'interno è custodito Wolfgang Rieck, il camionista di 62 anni tedesco che avrebbe investito ed ucciso Davide Rebellin, il campione di ciclismo, e in questo momento si è consegnato alla giustizia. Su di lui pendeva un mandato di cattura europeo. Alla fine si è convinto di costituirsi alle autorità italiane e dare la sua versione. Infatti questa mattina è in corso in questo momento all'interno del carcere l'interrogatorio. È una versione molto attesa la sua, perché si è deciso che non si avvarrà della facoltà di non rispondere, così ha anticipato il suo legale Andrea Nardin, che lo sta assistendo in questo momento. L'interrogatorio potrebbe durare tutta la mattinata, addirittura fino alle 7. Ecco, questo dipende poi come si svolgerà. Ecco, molte i particolari che insomma, la giustizia e l'autorità chiede conto a questa persona che è accusato, lo ricordiamo, di omicidio stradale e di omissione di soccorso. L'uomo, dalle testimonianze che sono state raccolte, si sarebbe accostato al corpo del ciclista per 3 volte, andando e ritornando dal suo camion, dal parcheggio vicino alla rotatoria a Montebello, per poi decidere di darsi alla macchia sgommando con il camion. Tra le particolari, per esempio, il fatto che il camionista non avrebbe messo la freccia nel girare la rotatoria ed entrare in un parcheggio privato, e questo avrebbe costituito uno degli elementi per cui poi il campione è stato trascinato. Con tutti elementi che attendono di essere chiariti per riuscire a mettere una parola fine, almeno per quella che è la parte delle indagini, come lo auspicano i residenti di Lonigo, che abbiamo sentito proprio questa necessità di fare giustizia, di fare chiarezza. Ecco, in questo momento allora direi che è tutto, vi restituisco la linea allo studio. Grazie anche a Daniele Garbin. Ennesima storia di violenza contro le donne arriva da Rovigo, dove un uomo è stato arrestato in flagranza di reato mentre picchiava l'ex compagna dopo averla attesa davanti alla sua abitazione ed averla inseguita in auto. L'episodio è avvenuto lo scorso 21 agosto, ma è stato reso noto solo oggi dal procuratore della Repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato. La donna, che era in auto con la figlia minorenne, è riuscita ad arrivare in questure e a chiedere aiuto, tanto che sul posto è arrivato il personale della guardia dell'edificio e gli agenti delle volanti, che si trovavano all'interno degli alloggi e che hanno bloccato e arrestato l'uomo. Dalla testimonianza della vittima è emerso che già in passato l'uomo aveva perseguitato l'ex compagna. L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di atti persecutori e lesioni. La Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto la convalida dell'arresto e la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Tragedia al Mugello, un motociclista veneto ha perso la vita durante una gara. La morte in diretta sugli schermi dei meccanici che stavano assistendo alla gara, dramma ieri sul circuito del Mugello, dove si stava svolgendo il trofeo Amatori 1000 classe avanzata, valido per la Coppa della Federazione Motociclistica Italiana. Nicola Sartori, 52enne motociclista originario di Cavarzare, residente ad Adria ma molto conosciuto anche nel Padovano, dove aveva vissuto per molti anni e dove insegnava arti marziali, è morto in un terribile incidente in pista che ha coinvolto altri 2 centauri. Nonostante i soccorsi immediati, le sue condizioni sono parse fin da subito disperate. Il pilota è morto prima di essere trasportato in elicottero all'ospedale di Careggi, dove invece sono stati ricoverati gli altri 2 piloti coinvolti, che però non sono in pericolo di vita. Sartori è morto per i gravi traumi subiti nella caduta dopo essere stato disarcionato dalla moto a 3 giri dal termine della gara. L'incidente è sotto gli occhi di tantissimi spettatori e dei tecnici e meccanici che hanno assistito impotenti.
Oggi l'addio a Valentina Cracco, la 21enne vittima di un incidente stradale la sera di Ferragosto. Il saluto a Nanto, il saluto commosso di parenti, amici e insegnanti. Il tuo sorriso, hanno detto, resterà nei nostri cuori. Una comunità che si stringe al dolore della famiglia di Valentina Cracco, la 21enne rimasta vittima di un incidente stradale in Riviera Berica la sera di Ferragosto. Silenzio, dolore, smarrimento nella chiesa di Bosco di Nanto, gremita per l'ultimo saluto alla giovane studentessa universitaria che parenti, amici, professori hanno ricordato per il suo sorriso, per il suo amore per gli animali, per l'impegno nello studio e per quello profuso verso il prossimo, l'altruismo, la generosità e la capacità di ascoltare. Per quei tanti caffè condivisi all'università, le ricette che raccontava nei suoi video e quell'ultima giornata trascorsa insieme a Ferragosto tra musica, tuffi e risate che si è trasformata in tragedia spezzando la giovane vita. E poi l'invito del parroco a prendersi cura della vita, a vivere con la pienezza e con l'altruismo che contraddistingueva Valentina. Una comunità a Nanto che oggi si è stretta per l'ultimo abbraccio. Una comunità che è stretta nel dolore e piange una giovane vita tranciata dalla strada. Deve essere da monito per noi tutti, per i giovani, per tutti coloro che non pensano quando salgono in macchina a cosa può succedere. Restiamo nel Vicentino, paura ieri sera lungo la statale 47 Valsugano, una donna finisce con l'auto contro il guardrail e rimane incastrata tra le lamiere. Perde il controllo del mezzo e finisce contro la cuspide del guardrail. Ferita in maniera grave una 64enne. La donna domenica sera era al volante di una Fiat Panda percorrendo la statale 47 Valsugana diretta verso Bassano. Per causa in via d'accertamento da parte dei carabinieri che hanno rilevato il sinistro, la conducente, arrivata all'altezza del cimitero in località Merlo, in comune di Valbrenta, è sbandata. È finita nell'opposta corsia di marcia e si è schiantata contro l'estremità della barriera di sicurezza. Distrutta la parte anteriore dell'utilitaria, la 64enne è rimasta incastrata nell'abitacolo. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco che l'hanno estratta dalle lamiere e affidata in serie condizioni ai sanitari del SUEM 118 che l'hanno trasportata al San Bassiano in codice rosso. Il flusso dei veicoli lungo la trafficatissima arteria è stato rallentato per diverso tempo per permettere le operazioni di messa in sicurezza e sgombero dell'area. Controlli della Guardia di Finanza nei negozi del quartiere Piave a Mestre, a ridosso della stazione ferroviaria. Sequestrati oltre 10.000 prodotti tra souvenir, cappi di vestiario, articoli di ferramenta e bigiotteria non conformi alle disposizioni del codice del consumo. La merce sequestrata ha un valore complessivo di oltre 20.000 euro. I responsabili del negozio, cittadini bengalesi, sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Nel corso degli accessi sono stati riscontrate irregolarità in materia di lavoro, con la scoperta di 9 lavoratori irregolari, di cui 6 completamente in nero, con la conseguente erogazione di sanzioni amministrative ai datori di lavoro per oltre 120.000 euro. Nei confronti di 24 attività commerciali invece sono state contestate violazioni per l'omesso rilascio del documento fiscale. E controlli antidroga della squadra mobile di Padova, arresti e denunce in città e in provincia. Agli agenti che lo hanno fermato in bici vicino alla sua abitazione in via Mascherpa ha detto di essere andato a fare la spesa, ma dopo aver perquisito le sue borsette e l'abitazione, invece che prodotti alimentari hanno trovato hashish, una dose nascosta all'interno del portasorprese dell'ovetto Kinder. Un 51enne tunisino con precedenti per spaccio è stato il primo degli arresti messi a segno durante i controlli antidroga della squadra mobile di Padova nel fine settimana. Nella sua abitazione, suddivisa in piattini da caffè, sul tavolo altre dosi di stupefacenti e dentro un marsupio il resto di un panetto di un etto di hashish pronto per essere suddiviso e confezionato. I poliziotti hanno trovato anche circa 250 grammi di eroina in sasso e quasi 1.000 euro provento di spaccio. In un hotel di Vigonza, durante un controllo in un albergo, è stato individuato un 36enne tunisino che utilizzava la struttura come base di appoggio per nascondere la cocaina che poi andava a smerciare. Nel fine settimana i poliziotti della squadra mobile hanno anche arrestato e denunciato altri 3 pusher, 2 tunisini intercettati a Padova e a Cadoneghe con della droga e un 32enne nigeriano richiedente protezione internazionale.
Parliamo adesso dei profughi arrivati, come era stato annunciato ieri sera, i migranti ospitati nella terza palestra messa a disposizione dalla provincia di Padova. Ci racconta tutto in collegamento Francesco Ratai. Buongiorno. Sì, buongiorno da Padova. Ci troviamo di fronte all'Istituto San Benedetto da Norcia perché ieri sera alle 9:30 sono arrivati 24 richiedenti asilo. Sono gli ultimi arrivi in provincia di Padova dopo che il sindaco e presidente della provincia Sergio Giordani aveva messo a disposizione alcune strutture. Questa era la terza palestra a disposizione della prefettura per l'accoglienza emergenziale di queste persone. 24 persone, dicevamo, più 4 minori non accompagnati che sono stati già smistati presso le cooperative che gestiscono l'accoglienza diffusa. Oggi le visite mediche per controllare lo stato di salute di queste persone. Ricordiamo, la disponibilità di queste palestre è limitata nel tempo perché il 13 di settembre, fra qualche settimana, ricominceranno le scuole e queste sono palestre utilizzate dalle scuole, sia questo alla San Benedetto da Norcia che alla Falconetto in quartiere Forcellini. La disponibilità del sindaco è stata chiara, bisogna sgomberarle per permetterle poi l'igienizzazione e l'utilizzo per l'avvio dell'anno scolastico. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Francesco, buon lavoro. E sul tema dell'accoglienza ha parlato l'onorevole Elisabetta Gardini, che insieme ad altri esponenti di Fratelli d'Italia era a Padova per il tour del partito per spiegare l'azione del governo. Nel nostro paese devono rimanere solo i profughi aventi diritto. Il governo di Giorgia Meloni sta lavorando affinché il tema dell'accoglienza non debba avere impatto nei territori. A spiegarlo l'onorevole padovana di Fratelli d'Italia Elisabetta Gardini in città per il tour del partito per raccontare le azioni di governo a 10 mesi dalla formazione dell'esecutivo di centrodestra guida Meloni. Bisogna avere la pazienza di perseguire quelli che da sempre sono gli obiettivi, perché quando tutti ci dicono avevate detto il blocco navale è esattamente quello che stiamo facendo, perché blocco navale non vuol dire mettere le navi a fare una barriera, vuol dire non far partire le navi dall'altra sponda del Mediterraneo. Per fare questo ci vogliono gli accordi con i paesi terzi di transito e di provenienza. Abbiamo visto quanto attiva è Giorgia Meloni su questo, nel instaurare relazioni e accordi con gli altri paesi, e l'impegno dell'Europa, che però la pensa come noi. Fratelli d'Italia spinge per un modello di accoglienza diffusa nonostante le resistenze dei primi cittadini leghisti. L'accoglienza diffusa deve attenere principalmente alle persone che hanno diritto allo status di rifugiati. Le altre persone devono essere ricollocate nei loro paesi. A Padova anche i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia che chiedono una commissione sanitaria nelle palestre attrezzate per l'accoglienza. Ho convocato una commissione proprio affinché si salvaguardi anche l'aspetto igienico-sanitario al netto dell'ordine pubblico, che va sempre comunque gestito e controllato, però credo anche per rincuorare le famiglie dei nostri giovani che si attendono, insomma, che le nostre scuole siano anche sanificate e attrezzate affinché i nostri alunni, i nostri giovani possano trovare le loro scuole in ordine. Fratelli d'Italia con questo tour delle province si sta preparando anche alle prossime amministrative nel Padovano. Come rappresentanti del Comune capoluogo noi comunque cominciamo oggi una lunga rincorsa alle amministrative che si terranno da qui a 9 mesi in più di 50 comuni della nostra provincia e per le quali Fratelli d'Italia dovrà impegnarsi in prima persona per consegnare alla guida di esponenti del centrodestra il maggior numero di comuni possibili. Rocambolesco salvataggio di 2 giovani lungo la ciclabile del Brenta a Grantorto.
Una coppia di giovani sono stati salvati dai vigili del fuoco dopo essere rimasti incastrati in una boscaglia di rovi. È successo domenica sera a Calar del Buio, a Grantorto, quando i due malcapitati si trovavano lungo la pista ciclabile del fiume Brenta. A causa del buio hanno perso l'orientamento e non riuscivano più a tornare indietro. Nel cercare la via del ritorno sono rimasti bloccati dalla fitta vegetazione. I vigili del fuoco, accorsi da Cittadella dopo aver individuato il punto dove si trovavano i due malcapitati, si sono fatti strada in mezzo ai rovi con una motosega e un macete, raggiungendo la coppia per portarli fuori dalla fitta boscaglia. C'è un aggiornamento sulla notizia dell'interrogatorio del camionista accusato di aver investito e ucciso il campione di ciclismo Rebellin. È durato 2 ore l'interrogatorio di Wolfgang Rieck, il camionista tedesco accusato di aver travolto e ucciso Davide Rebellin il 30 novembre 2022 a Montebello Vicentino. Questa mattina l'uomo ha risposto a tutte le domande del GIP Nicolò Gianesini in merito all'incidente. Rieck si è scusato per quanto accaduto e ha ribadito di non essersi accorto di Rebellin. Il suo legale, l'avvocato Nardin, ha fatto richiesta di una misura alternativa al carcere, chiedendo i domiciliari in Germania o in alternativa a Vicenza, anche con la disponibilità per il braccialetto elettronico. Il camionista si è consegnato alla giustizia italiana nella giornata di venerdì scorso ed è detenuto nel carcere di Vicenza. Per l'autotrasportatore tedesco era stato emesso nelle scorse settimane un mandato di arresto europeo ed è accusato appunto di omicidio stradale e omissione di soccorso. E adesso torniamo a Cadoneghe, perché continuano ad arrivare avvisi di multe dell'autovelox emesse prima che venisse distrutto. Ci sono novità però in arrivo per i multati. Ci racconta tutto in diretta Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Buongiorno da Cadoneghe, ancora per raccontare e per parlarvi di quello che ormai è definito da tutti l'autovelox della discordia, perché nonostante l'autovelox sia spento da qualche tempo, continuano ad arrivare le multe a chi ha preso le multe nei mesi scorsi, nelle scorse settimane. Qui con me c'è Antonio Tognoni del Centro Consumatori Italia. Quali sono le ultime indicazioni? E poi sentiremo anche la storia di questo signore che invece è stato multato, ha preso 2 multe nello stesso giorno. Intanto, quali sono le ultime novità e cosa devono fare le persone che hanno ricevuto in questi giorni le multe? Sì, noi ci è stato chiesto di spiegare cosa devono fare, se pagare o no la multa. Noi dopo abbiamo fatto la richiesta di accesso agli atti la settimana scorsa, è ovvio che ci vogliono le tempistiche giuridiche canoniche perché il comune ci dia la documentazione. Il sindaco comunque ha promesso che entro qualche giorno comunque ci comincerà a fare avere alcuni dei documenti che noi abbiamo richiesto. È chiaro che poi il problema nei confronti dei cittadini si verifica sulla scadenza della multa. Noi consigliamo intanto di attendere, di non pagare, perché molti multati, qualcuno ha già pagato la multa. Ricordiamo che chi ha pagato in teoria non può più avere i soldi indietro, perché la Cassazione è precisa su quel. Il fatto è che molte multe sono in scadenza proprio in questi giorni e poi si rischia di avere un ulteriore aumento. Ecco, però noi vogliamo ricordare che il mese di agosto è un mese di sospensiva giudiziale, cioè le scadenze relative a tutti i termini di presentazione di ricorsi si spostano di 31 giorni, quindi del tempo residuo di agosto. Quindi se uno ha ricevuto il 15 agosto la multa, sa che fino al 31 di agosto non c'è scadenza del termine. Quindi noi consigliamo di aspettare un attimo, vedere quando ci daranno la documentazione e poi eventualmente noi abbiamo preparato anche dei facsimili per poter fare dei ricorsi sia al giudice di pace e alla prefettura, tutto gratuito, e addirittura abbiamo preparato anche un modello preparato in attesa di vedere la documentazione in sospensione e annullamento in autotutela da parte dell'amministrazione, qualora l'amministrazione rilevi che c'è stato un errore o un disguido nell'impianto. Ecco, noi questa cosa qui la stiamo cercando di diffondere e di farla capire a tutti. Nel frattempo abbiamo fatto dei rilevamenti noi fotografici per la segnaletica ivi presente. Abbiamo chiesto stamattina spiegazioni all'ufficio tecnico per saper parlare con una persona incaricata, ma ci hanno risposto in malo modo e quindi siamo venuti via, non ci hanno dato risposta. Intanto però le multe continuano ad arrivare, il signore ne ha ricevute 2 nello stesso giorno. A quanto andava? 60-63, una 60, una 63, non so, 60-63 sto correndo, non penso che
se mi capita qualcuno davanti vado addosso a 60, no? Vabbè, se c'è il limite di correre a 50 rispetto ai limiti, rispetto alle regole, però quell'autovelox là nessuno che sappia niente, almeno parlo per me, non so se c'è quell'autovelox, e dopo mi sono accorto la seconda volta tornando. Lei deve pagare 190 euro. 190 più 59, sono 250 euro, sono 250 euro. In queste condizioni economiche, che la sappiamo e sapete tutti, fai fatica. Con 2 figli che vanno a scuola, con tutto ciò che abbiamo oggi, non so, guarda, 250 euro, io se mi costringono di pagarli, lo pago, però li tiro fuori dall'anima, dicendo, scusami la parola, però... sono qua, infatti stamattina ho detto vado lì, vediamo se c'è qualcuno che mi spiega, mi dia un consiglio. Infatti ho trovato il signore, mi ha spiegato come si può fare e aspettiamo e speriamo che andrà tutto bene. E tante come questa storia ce ne sono ancora da raccontare, intanto restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini e grazie ai suoi ospiti. Adesso andiamo al Lido di Venezia perché è tutto pronto per l'avvio dell'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Buongiorno al nostro Lorenzo Maier che ha anche delle notizie in esclusiva per noi. Buongiorno Lorenzo. Ci sei Lorenzo? Abbiamo perso Lorenzo, allora il tempo che la nostra regia recuperi Lorenzo Maier, parliamo del tram di Padova che riprende a circolare tra i capolinea della Guizza e di Ponte Vigo d'Arzere dopo la manutenzione estiva della linea e dei mezzi. Completati i lavori di manutenzione, torna operativo da oggi il servizio del tram che era stato sospeso nelle scorse settimane e rimpiazzato da autobus sostitutivi per consentire i lavori di controllo e check-up della linea e dei mezzi fermi in deposito. Quest'anno lo stop dei mezzi è durato più a lungo perché Padova, come le altre città che hanno il tram, ha ricevuto dal Ministero dei Trasporti 7 milioni di euro ripartiti su più annualità per attività di manutenzione straordinaria dei sistemi di trasporto rapido di massa di impianti fissi. Il primo stralcio di questo progetto da 7 milioni, ovvero 1.300.000 euro, è stato realizzato proprio quest'anno e grazie a questi fondi ministeriali è stato quindi possibile fare interventi importanti oltre alla normale manutenzione, come sostituire la rotaia sulla curva di Largo Europa, sulla curva del Bassanello e nel tratto della fermata Ponti Romani, realizzare interventi di ripristino dell'ancoraggio elastico in resina della rotaia di Via Reni e su Riviera dei Ponti Romani e realizzare il ripristino superficiale della resinatura nel nodo scambi nel piazzale della stazione. Manutenzione che questa estate è data anche di pari passo all'apertura dei cantieri per la realizzazione della seconda linea del tram che collegherà Volta Barozzo alla stazione. La ripresa del servizio della prima linea avviene inoltre in concomitanza con il rientro in città di tantissimi padovani dopo le ferie estive. Abbiamo recuperato Lorenzo Maier che ci racconta questi giorni di preparativi, ormai è tutto pronto per la mostra del cinema. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Francesca, dai nostri telespettatori, sì ci sono. Allora, manca davvero poco, conto alla rovescia, con anche delle notizie dell'ultima ora in esclusiva per noi. Raccontaci tutto. Allora, le notizie in esclusiva sono le seguenti. Sappiamo che c'è lo sciopero un po' dei divi di Hollywood, degli attori, che sta un po' movimentando queste ore perché ci sono anche dei film americani e impazza un po' chi verrà, chi non verrà. Allora possiamo dirvi in esclusiva, abbiamo sentito poco fa proprio il direttore della mostra Alberto Barbera, che ci sono 2 conferme molto importanti, che sono quelle di Adam Driver che sarà sul red carpet del Lido, quindi un grande colpaccio perché tutti invece lo davano per assente, e anche Jessica Chastain che ha confermato che sarà in Laguna perché a Venezia, così ha detto il direttore Barbera, non si può dire di no. Quindi questi 2 divi ci saranno ed erano tra quelli che invece si temeva di perdere. Ovviamente ci saranno i loro film, ci saranno anche loro che faranno felici i fans. Non ci sarà invece purtroppo Penelope Cruz che proprio pochi minuti fa ha chiamato il direttore Barbera, si è detta molto dispiaciuta e gli ha voluto spiegare per
personalmente i motivi di questa sua rinuncia, è molto legata a Venezia, ha detto che farà comunque un grande tifo, non sappiamo ovviamente cosa ci sono di T2, comunque Penelope Cruz purtroppo per quest'anno non la vedremo. E per il resto si attendono un po' le conferme, il programma ormai è ovviamente stato annunciato già da settimane, domani arriverà sulla Daxon Recherche la madrina della mostra, quindi questo sarà il primo arrivo importante che darà così il via alla mostra che si inaugura mercoledì, ma che già domani sera avrà una preapertura dedicata al pubblico veneziano gratuita, che ricorderà una grande diva del cinema italiano come Gina Lollobrigida. Mercoledì si parte subito forte, perché oltre alla cerimonia di apertura ci sarà il primo Leone d'Oro della carriera, che verrà subito attribuito a Liliana Cavani, novantenne regista, che arriverà a prendersi questo meritatissimo tributo. E poi via via tutti i film in programma diciamo così scandiranno le varie giornate fino a sabato 9 settembre al Lido, un festival che si annuncia con grandi titoli, 6 film italiani in concorso, quindi moltissimi rispetto agli anni scorsi, anche perché, come ha spiegato sempre Barbera, il cinema italiano quest'anno sta vivendo un momento importante, un periodo d'oro, con produzioni che non hanno lesinato sforzi anche economici, e quindi il cinema italiano, che già a Cannes aveva avuto numerosi film in programma e non capita spesso in Francia, ora sarà atteso da una grande prova qui a Venezia. Grazie davvero Lorenzo per questi aggiornamenti e per queste notizie in esclusiva. Naturalmente poi nei prossimi giorni torneremo a raccontare attraverso i tuoi occhi e la tua voce quelle che saranno le emozioni dell'80ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Grazie a Lorenzo Maia, naturalmente buon lavoro, a presto. A voi. E adesso ci fermiamo per la pubblicità. Prima un aggiornamento sul fronte maltempo. A Passo Tre Croci si è verificata una colata detritica. L'hotel Tre Croci è stato fatto evacuare a scopo precauzionale. Sul posto la protezione civile, i vigili del fuoco, il sindaco di Cortina e i tecnici di Veneto Strade. Pubblicità tra poco. Siamo tornati in diretta e parliamo di un comparto che aveva subito un forte rallentamento, se non stop, nel pieno della pandemia, quello delle cerimonie e dei matrimoni. Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, con i suoi dati, parla di una filiera in ripartenza, ma con dei chiaroscuri, perché sappiamo come i matrimoni siano in calo, ma anche perché insomma i costi pesano sulle famiglie e quindi anche magari sulle giovani coppie. Qualche occhio ai conti finali viene fatto in quelle che sono le spese poi complessive delle cerimonie. Ci spiega, ci racconta quello che effettivamente sta accadendo l'ospite che mi ha raggiunto qui in studio. Buongiorno al presidente della categoria fotografi di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, buongiorno. Andrea Pellizzar. Buongiorno, grazie per essere con noi, presidente. Grazie a voi. Allora, si è rimessa in moto una macchina che, come tanti altri settori, aveva giocoforza rallentato a causa della pandemia. Si è ripartiti con numeri confortanti, perché si parla di 2.303 matrimoni celebrati nel 2021 nella Marca Trevigiana, con un più 65% rispetto al 2020, che era l'anno della pandemia e quindi l'anno in cui tutto si è fermato. Come va? Beh, fortunatamente il comparto è ripreso quasi totalmente. Siamo riusciti a rimettere in piedi quello che è la giornata del matrimonio completa, diciamo. Ovviamente abbiamo sofferto negli anni scorsi questo problema della pandemia. Ora siamo ripartiti, speriamo che pian piano ritorniamo a numeri un po' pre-pandemia. Ecco, quello stop durante la pandemia, quanto ha pesato sul settore dei fotografi, ma pensiamo di tutti quei comparti che ruotano intorno alle cerimonie? Qualcuno è stato costretto a rivedere, a reinventarsi perché non ce la faceva, mancando il lavoro? Purtroppo sì, le restrizioni che hanno dato numeri poco incoraggianti per la stagione
hanno portato dei cambiamenti notevoli per quanto riguarda la giornata del matrimonio. Fortunatamente le restrizioni erano un po' sulla ristorazione. Certo. Noi come fotografi siamo riusciti in qualche modo a lavorare, diciamo, anche se ridotto, ma lavorare. Purtroppo altri settori l'hanno toccata più pesantemente questo problema. Spero che adesso riprenda il tutto in maniera più libera e più... Pensiamo ai matrimoni che sono in calo, perché sappiamo insomma che è sempre più difficile anche sposarsi, proprio mettere su famiglia per tutte quelle che sono, per quella che è la situazione economica, ma si fanno anche meno figli e quindi pensiamo ci sono meno battesimi e quindi insomma ci sono anche di conseguenza tutte quelle cerimonie che riguardano anche i bambini, pensiamo alle comunioni, alle cresime, eccetera. Come sta anche questo calo demografico e questa situazione sociale, come vi sta influenzando? Ovviamente noi sentiamo questa situazione sociale, non dipende certo dal fotografo se uno vuole sposarsi o no. Noi cerchiamo di dare sempre un buon servizio su quello che è la giornata del matrimonio e anche il post matrimonio con servizi di famiglia, neonati e altre cose. Questo purtroppo ha dovuto un po' reinventare un po' la figura del fotografo, anche perché ci sono delle situazioni un po' specifiche per quanto riguarda la situazione delle foto post matrimonio, con le foto dei neonati e queste cose. Le nuove tecnologie, tutti quanti abbiamo un cellulare, abbiamo macchinette, ecco, e gli sposi però o i neogenitori continuano ad affidarsi a voi o magari affidano il compito al parente con il rischio che poi si trovi senza servizio Fortunatamente noi cerchiamo di dare sempre un'offerta molto più professionale rispetto a un telefono e soprattutto quello che riguarda la parte video. Ora non è più il filmino di una volta, adesso ci sono tante più tecnologie, attrezzature più all'avanguardia che dà un'offerta. Su quel che riguarda il post matrimonio, sulla parte neonato, per trattare un neonato bisogna essere molto ma molto preparati e essere pronti a gestire un neonato che ha giorni, non mesi, ma giorni. Rispetto al passato vedete appunto l'attenzione nello spendere di chi deve affrontare un matrimonio, che sia un rito civile, un rito religioso, si fa attenzione perché chiaramente il caro vita pesa su tutti, anche sulle cerimonie. Si fa attenzione giustamente a quello che è il bilancio della famiglia, ma vedo che la richiesta professionale di una cosa fatta a regola d'arte viene sempre ripagata con la giusta medaglia, diciamo. Voi avete registrato degli aumenti per quanto riguarda il vostro lavoro negli ultimi anni, si parla di aumenti in tante categorie, in tanti settori, per quanto vi riguarda, com'è la situazione? Ovviamente sì, anche tutte le spese diciamo vive per noi ci sono, dalle bollette all'energia, al riscaldamento, la cosa, questo influisce ahimè nel conto finale che ha il cliente. Quindi bisogna in qualche modo rientrare nei costi e quindi è possibile fare una stima di quanto è aumentato in percentuale i vostri costi e di pari passo anche quelli poi nel... Beh, all'incirca diciamo il 30%, perché quello che è una cosa comune come le bollette, energia e riscaldamento è una cosa. Noi dalla parte materiale abbiamo l'aumento della carta. La carta se va stampata, se le foto vanno stampate, se l'album va stampato, ovviamente abbiamo un rincaro. E riuscite, cioè per rientrare nei costi, il prezzo finale che viene fatto al cliente, immagino che non sarà la stessa percentuale dei rincari, perché altrimenti si rischia di perdere il cliente, perché sentendo anche altre categorie purtroppo non si può chiaramente applicare la stessa percentuale di aumenti che si è subita. Ovviamente cerchiamo di contenere il massimo delle spese su quello che può andare a riferimento della coppia che si sposa. Cerchiamo di dare un servizio maggiore, oltre che alla parte magari fotografica, anche la parte video. Questa è una cosa che sta andando tantissimo, la parte video,
e cerchiamo di dare un bel prodotto finale al cliente. E subite anche voi la carenza di personale, la difficoltà a trovare com'è il lavoro del fotografo? È un lavoro che mantiene ancora il fascino o anche in questo caso si fa fatica? E bisogna dividersi in più nella giornata per coprire tutte le richieste? Diciamo che il mestiere del fotografo è sempre stato attratto perché si pensa alle belle giornate, alle belle situazioni, alle belle feste e tutto. Però quello che è un po' di controtendenza è che queste belle giornate, questi bei avvenimenti, vengono fatte il sabato e la domenica e purtroppo i giovani in questo caso sono molto restii a dedicare la loro giornata, che sia sabato e domenica, alla giornata lavorativa. Quindi questo aspetto qui che ritroviamo nella ristorazione, nel turismo, si ripercuote anche nel vostro settore? Lo abbiamo anche noi fotografi questo problema. E come si riescono a gestire? Beh, fortunatamente noi abbiamo una collaborazione con certi colleghi e riusciamo a rimpiazzare certamente. Cerchiamo a rimpiazzare questa carenza di personale aiutandoci tra colleghi. In questi anni ha avuto modo, immagino, di confrontarsi con altri colleghi. C'è stato chi si è trovato costretto, vuoi per gli aumenti dei prezzi, vuoi per la carenza di personale, a lasciare questo lavoro, a chiudere lo studio? Purtroppo, so che alcuni colleghi hanno cambiato totalmente lavoro perché non riuscivano più a rientrare nelle spese quotidiane. Altri colleghi però ci siamo dovuti reinventare, riaggiornare, dare un prodotto un po' sempre diverso, un po' di livello superiore a quello che è la media e dunque siamo riusciti, diciamo, a sopravvivere a questa cosa. Anche nel vostro settore essere all'avanguardia, offrire qualcosa di nuovo, di innovativo è l'arma vincente, è un po' quello che troviamo anche nei settori, nelle industrie, nelle aziende, quello di guardare alle nuove frontiere della tecnologia per essere concorrenziali. Assolutamente sì. Però questo significa anche investire, quindi. Assolutamente sì, dall'altra parte c'è questo problema che per essere aggiornato e essere sempre all'altezza con l'attrezzatura, ovviamente ci sono delle spese, vuoi mettere le telecamere, vuoi mettere i droni che sono sempre più richiesti, vuoi mettere soprattutto la preparazione professionale, perché ovviamente noi formarci e prepararci ha un costo. Noi puntiamo tantissimo nella formazione e soprattutto nel dare sempre un prodotto fresco e all'avanguardia. Questo ovviamente ha dei costi sia come tempo, perché noi dedichiamo delle giornate alla formazione, e soprattutto come costi. Qual è il futuro del fotografo? Speriamo assolutamente che ci sia un futuro, questo soprattutto perché il più delle volte quando viene detto, richiesto o ci viene detto abbiamo provato col cellulare ma non siamo riusciti. Questo a noi ovviamente un brivido ci corre e ovviamente ci incoraggia a andare avanti, questo sì. Quindi spesso ci sono dei settori dell'artigianato che in qualche modo sono a rischio di scomparire perché non c'è anche il cambio generazionale, perché proprio le nuove tecnologie insomma, richiedono un costo. Quello del fotografo è un lavoro proprio per la capacità di immortalare per sempre un momento che poi non tornerà più, che deve e continuerà nel tempo. Speriamo con fatica di sì. Probabilmente. Speriamo di sì, e soprattutto cercare di convincere i giovani che anche se sono giorni festivi è pur sempre un lavoro che ti mette a contatto con la gente, con le persone, sei in mezzo alla gente, regali un ricordo che speriamo che duri nel tempo, questo non dipende dal fotografo. Certo.
e questo. Anche perché però... si fa parte poi di quella giornata e si condivide l'emozione di quella giornata, anche se si è, tra virgolette, un estraneo, però si è coinvolti in quella che è l'atmosfera. Assolutamente sì, noi diciamo sempre, noi cerchiamo di raccontare le emozioni di quella giornata. Se poi va a finire come va a finire, questo da noi poco, però noi siamo sempre pronti a dare un ricordo e quello che è un bel momento da rivedere negli anni futuri. E da ricordare quelle emozioni attraverso le vostre foto e i vostri video. Grazie a Andrea Pellizzer, presidente della categoria fotografi di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Naturalmente in bocca al lupo e buon lavoro, perché insomma settembre è un altro mese importante per i matrimoni e le cerimonie, quindi davvero buon lavoro a tutti voi. E adesso noi torniamo alla cronaca. Ricorderete, vi abbiamo raccontato qualche giorno fa dell'aggressione a Fiorenzo Zambon da parte di un ladro che lo aveva picchiato selvaggiamente. È rientrato a casa dall'ospedale e oggi ha incontrato la nostra Marta Marangon. Buongiorno Marta e buongiorno al signor Fiorenzo. Sì, buongiorno da San Fior, siamo qui nell'abitazione del signor Fiorenzo Zambon, che è tornato a casa dall'ospedale dopo la violenta aggressione che l'ha visto protagonista una settimana fa. L'ex macellaio del paese è stato aggredito da un uomo che l'ha derubato mentre rientrava a casa. Innanzitutto, come sta, signor Fiorenzo? Non tanto bene, sono pieno di dolori dappertutto. Ecco, come si sente in questo momento? Come fisico non è male, le gambe niente, ma dolori è un disastro. Tutto rotto, spalle, costole, schiena, bacino, le braccia. Perché dopo ti racconto come è successo. Ecco, allora, innanzitutto che cosa si ricorda, insomma, che cosa è successo in quella... Mi ricordo tutto. Sì, allora io vado sempre al bar alle 9:30, qui amici, una chiacchierata, e 9:30 vengo a casa, chiudo la macelleria dietro, accendo la luce delle scale, chiudo il cancello col lucchetto e la catena, perché la serratura me la rompono sempre. E allora chiudo a basso perché un mese fa hanno tentato di andare in negozio. E allora vado, chiudo col lucchetto e la catena, quello chiuso, mi giro così per andare su per le scale dalla parte destra, vedo un'ombra un po' indietro là, a metà cortile, che viene avanti di corsa. Mi sono girato un po' di più, con tutte e due le mani mi ha buttato su per il cancello e per il portacancello lì, la colonna, che è di ferro. E mi ha fatto male la schiena e subito sono andato seduto per terra, no, sull'angolo, e ho cercato di proteggermi, ma lui mi dava di quelle botte. È stata 1,85 m, anche di più, pesava tanto perché era grosso, ma era agile. E dopo portava i guanti con la rete di ferro, mi ha rovinato tutto quello con la rete, fino qua. Mi ha dato 3-4 pugni dallo stomaco e tutto qua davanti. E dopo, per la colonnina, mi tenevo bene, sono coperto bene, non riuscivo a darmi, neanche qua ho reagito un po', no? E dopo mi metteva sempre su un braccio, e allora mi ha toccato a muovere, mi ha dentro col braccio e mi ha preso la colonnina. Ho già fatto anche la colonnina, però mi ha dato uno strappone, la tirava fuori. E dopo ho avuto un rapporto, ho detto su un mostro di parole, di tutti i tipi. E lui resta immobile, non ha mai parlato. E dopo è fuggito, lei cosa ha fatto in quel momento? Bianco, dopo che mostra il cancello, ha saltato lì che non neanche da saltare, e è andato giù per la piazza, non neanche di corsa, è andato giù per la piazza, e in piazza doveva levare il cappuccio. E il viso era coperto, lei non è riuscito a vedere? Tutto coperto, tutto di nero, coi guanti, però sono riuscito
all'odore della pelle, così, perché aveva i guanti fin qua e le maglie fin qua. Quindi sì, gli è rimasto impresso l'odore di questa persona. Sì. E dopo... Ah no, quello no, lascia perdere. Adesso vediamo con le indagini, perché le telecamere in piazza, io l'ho visto andare via, l'ho visto come cammina, come è fatto, sì, l'ho visto bene, però non ho visto la faccia, perché via la maschera era, quelli che fanno, come si chiama, il fantasmino aveva il capo qua, ma tutto compreso, era tagliata solo gli occhi in mezzo che sono rotondi, e era i suoi occhi. Quindi un passamontagna proprio che copriva completamente tutto il volto. Non si vedeva niente. Ecco, lei diceva allora che fisicamente insomma è molto provato, no? Ha male dappertutto. Sono andato dentro al cuore. Il cuore a 140 non so quanto, a 200 non lo so. E le fratture, i dolori come vanno? Male. Non posso dormire né di schiena né in parte. E lei è un disastro. E dopo mi fa male dal bacino fino alle spalle e tutto il costato. C'è il dolore fisico, ma c'è anche il dolore interiore, no? Il dolore psicologico di quello che le è accaduto, un trauma che sarà difficile superare. Perché ne ho preso paura al momento, ma dopo che batteva forte quei guanti là, era grossi con la rete, e quelle botte, andare a capo subito con colpo. Quindi aveva davvero intenzione di farle male se aveva i guanti con la rete di ferro. Perché voleva farmi male subito. Secondo lei era qualcuno che la stava seguendo già da tempo? I suoi figli hanno detto secondo noi qualcuno lo stava tenendo d'occhio già da tempo, il papà. Io ho amici tutti, non lo so. Sì, qualcuno mi seguiva nel mio cortile all'interno e dopo io sono amico di tutti, chissà chi è. Grazie allora e tanti auguri naturalmente al signor Fiorenzo di una guarigione, speriamo quanto prima. E da San Fiore è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Marta, grazie al signor Fiorenzo per aver raccontato ai nostri microfoni questo terribile incubo vissuto tu per tu con il ladro. E adesso cambiamo argomento, è stata un'estate di vacanze dal mare alla montagna che ha visto impegnato più e più volte, ma sentiremo se in linea con gli anni precedenti, il soccorso alpino. E allora ringrazio Mario Brunello, vice delegato del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto. Grazie per essere con noi, ben ritrovato. Buongiorno a tutti e grazie a voi. Allora, con Mario Brunello parleremo tra pochissimo della nuova app di geolocalizzazione che immaginiamo sia stata fondamentale per rendere più semplice il vostro lavoro. Ma prima volevo capire un bilancio di questa estate per quanto vi riguarda. Sì, diciamo che nella Regione Veneto siamo in linea con le precedenti estati. Da inizio anno siamo a circa qualcosa più di 800 interventi di soccorso e dai primi di giugno, dati aggiornati all'altro giorno, a più di 500. A partire da giugno, luglio e questo mese di agosto, insomma, ecco. Parliamo di persone in difficoltà, di infortuni? Abbiamo un po' di tutto, dagli infortuni, da persone disperse, perdite di orientamento, diciamo anche allontanamenti da casa, tutte quelle attività che il soccorso alpino si rende disponibile a effettuare per la pubblica incolumità. C'è maggiore consapevolezza alla luce delle tante campagne informative, delle tante anche appelli che lanciate anche dalle emittenti da parte delle persone che affrontano la montagna, o c'è ancora dell'incoscienza? Ha fatto il giro di tutto il paese la storia di quegli escursionisti con le ciabatte ad oltre 2000 metri di quota che hanno dovuto chiedere aiuto. Sì, diciamo che negli ultimi decenni ci siamo accorti di una sempre minor cultura della montagna.
a fronte di un numero sempre maggiore di frequentatori dell'ambiente montano, molte persone la affrontano con condizioni di, non dico superficialità, però di impreparazione, oppure senza aver studiato bene quello che vanno a fare. Noi appelliamo sempre la raccomandazione di prepararsi preventivamente all'escursione, studiare l'itinerario, consultare le previsioni meteorologiche che sono fondamentali, verificare di aver lasciato detto a qualcuno quando si va soprattutto in solitaria o in coppia, di lasciare detto a casa l'itinerario che va affrontato o che si intende affrontare, perché poi gli inconvenienti possono sempre verificarsi e non si può fare affidamento sull'uso della tecnologia del telefonino, perché in molti casi quando magari si ha bisogno non c'è copertura di rete. Ecco che allora il nostro eventuale intervento diventa problematico. C'è qualche intervento particolare che vi è rimasto impresso proprio a fronte di questa poca cultura della montagna, o in generale, insomma, c'è proprio questa poca preparazione prima di affrontare un itinerario, un'escursione, una giornata, pensando di poterla affrontare, poi trovandosi di fronte a degli ostacoli che magari non si conoscevano perché non ci si è informati? Ma un caso specifico ne potremmo raccontare più di uno, però diciamo che appunto in generale notiamo questa poca preparazione dell'escursione, e a fronte di comunque un numero sempre maggiore di persone che vanno in ambiente montano, un gran numero l'affrontano in modo, tra virgolette, superficiale. Ecco, diciamo questo. Il vero alpinista non ha questi problemi, perché sa benissimo la via, la relazione sulla via che deve andare a fare. Dopo sicuramente l'inconveniente, l'imponderabile c'è sempre. Noi diciamo sempre che la sicurezza in montagna non può esistere totalmente. Cerchiamo di portarla a un livello sufficiente, di azzerare il più possibile i rischi, però davanti a certi eventi naturali non possiamo far nulla. Dobbiamo essere pronti a reagire a questi eventi eventuali, questo sì. E rispettare la montagna, chi ama la montagna dice sempre va rispettata la montagna. Sicuramente sì. Sapendo che possono esserci insomma dei pericoli e bisogna essere pronti. Sì, ma per come in questi affrontarli. giorni, come oggi, se le previsioni meteo mettono temporali oppure il pomeriggio vengono preavvisati temporali in quota, so che se vado a fare una ferrata devo essere giù a valle, devo essere in albergo prima dell'arrivo della perturbazione, e questi in molti casi non succede, perché abbiamo trovato gente che a sera inoltrata sono ancora in parete, sono ancora attaccati alla ferrata, e questo non è certo... Anche perché spesso succede che per andare a soccorrere queste persone voi stessi rischiate poi in certe situazioni. Certo. Fa parte del vostro lavoro, però insomma diciamo sì, che si potrebbero evitare. Ecco, fa parte della situazioni. nostra opera di soccorso, però andare in ferrata quando c'è un temporale può diventare un rischio anche per noi, perché se arriva il fulmine si propaga per tutta la lunghezza della ferrata, e quindi cioè è inutile, o perlomeno noi andiamo lo stesso, però se riuscissimo a evitare questi casi ne andrebbe soprattutto per la nostra incolumità. Ecco, nella fase di prevenzione importante è proprio quest'app di geolocalizzazione che insomma da quest'anno la novità che è gratuita e che appunto poteva essere scaricata facilmente dal cellulare di chi affrontava un'escursione, una passeggiata in montagna. Ci racconti esattamente di che cosa si tratta? Intanto faccio vedere anche questo video che in qualche modo ricostruisce alcune situazioni che potrebbero appunto tornare utili, potrebbero verificarsi e quindi tornare utile avere quest'app scaricata, e poi ci racconta anche quanti l'hanno scaricata. Sì, è un'app che è già in utilizzo ai soci CAI dal 2013, quindi ha 10 anni
di applicazione e di funzionalità. In questi 10 anni, in quasi 600 casi, è stata, non dico indispensabile, ma molto utile nella localizzazione dei richiedenti soccorso. E da quest'anno, tra la collaborazione del Soccorso Alpino e il CAI e il supporto del Ministero del Turismo, è stata resa gratuita per tutti coloro che volessero scaricarla. È stata rivista, è molto semplice nell'utilizzo. Diciamo che in circa 10 giorni, dai primi di luglio, che è stata appunto c'è stata gratuità dell'applicazione messa a disposizione di tutti, è stata scaricata da più di 100.000 persone. Quindi si spera che ne venga fatto un buon uso, è molto semplice nell'utilizzo e permette a noi, sia alla persona che ha bisogno di inviare un messaggio di soccorso che arriva a 2 centrali operative che poi vanno a interagire con le stazioni di soccorso alpino e con il NUE o il 118 locale, dove ancora il NUE, il 112 non è attivo, e fornisce appunto con questo collegamento le coordinate di dove si trova la persona soccorsa, e già questo permette in fase preparatoria del soccorso di accelerare i tempi e di darci già informazioni sul territorio che andiamo a incontrare per effettuare il soccorso. Dopo logicamente c'è un contatto diretto con il richiedente del soccorso e quindi possiamo interagire direttamente con lui, qualora cosciente, per effettuare al meglio il soccorso e nei tempi più veloci. Ecco, nel caso, facciamo il caso che la persona non rientri in albergo, non rientri a casa e quindi un familiare dia l'allarme e la persona abbia scaricato il suo cellulare, voi riuscite comunque, anche se l'avviso, la richiesta d'aiuto non arriva direttamente dalla persona che è persa e che ha bisogno di aiuto. Se non localizziamo perfettamente la posizione del soccorritore, comunque c'è molto utile, perché soprattutto se ha deciso di mettere in funzione la funzionalità del tracciami, no? Vediamo perlomeno quale strada abbia intrapreso e quindi possiamo restringere di molto il campo e appunto arrivare sul posto o comunque nell'area interessata in minor tempo. Diciamo che questo accade anche perché la funzione ovviamente serve che ci sia la copertura dati della rete. E questo appunto, anche se nell'ultimo tratto in un punto non c'è la copertura dati e il contatto diretto con la persona soccorsa, comunque, come dicevo prima, permette di localizzare almeno l'area. E questo è fondamentale per individuare in tempi rapidi dove poter intervenire. Nel caso il cellulare della persona magari si sia rotto nel frattempo, si riesce lo stesso? Cioè è necessario che il cellulare sia attivo, acceso per individuarlo, per geolocalizzarlo? Per la perfetta funzionalità serve che il telefono sia acceso, sicuramente. Se si è rotto oppure l'ha dimenticato in auto, questo non serve, perché tutte le cose è collegata all'apparecchio telefonico, quindi noi localizziamo il telefono. Come se è stato disperso, noi andremo a localizzare il telefono, certo, non la persona. Certo. E quindi anche in questo caso qua sarebbe bene tenerlo nello zaino, in un posto sicuro, in una tasca interna ben chiusa. E sono tutte quelle raccomandazioni che facciamo sempre, come ha ricordato bene lei prima, tutte quelle raccomandazioni di prevenzione che non ci stancheremo mai di fare, che ogni utente della montagna dovrebbe tenere bene a mente. Per chi, perché sicuramente insomma non è chiusa la stagione delle escursioni in montagna, adesso appena il maltempo passerà, si tornerà a camminare, quali sono le indicazioni che date partendo proprio da scaricare questa app? Come si fa per scaricarla, per iscriversi? È semplice, immagino, tutto il procedimento? Sì, è molto semplice, dei motori di ricerca a seconda della tipologia di sistema della telefonia che uno ha, di cui ha l'abbonamento,
si va a scaricare questa applicazione, è molto semplice, può essere effettuata anche una prova, perché dal momento in cui si lancia l'SOS ci sono 15 secondi di tempo proprio per interromperla qualora fosse accidentalmente partita la chiamata di soccorso. Diciamo che è molto intuitiva, infatti è stato, grazie a questi 10 anni di esperienza, sono stati proprio portati l'esperienza che è stata fatta in questi 10 anni è stata utilizzata per apportare delle migliorie e semplificare l'applicazione anche nella grafica. Diciamo che potrebbe andare molto utile andando adesso avanti con la stagione della raccolta funghi, dei cercatori di funghi, considerando appunto che chi si dedica a questa attività va in un terreno impervio al di fuori della sentieristica censita dal CAI, e quindi in questi casi sarebbe molto opportuno per chi va a cercare funghi di attivarla. Consiglio anche di portarsi appresso una power bank, una batteria di riserva, proprio perché trovandoci in una zona di poca copertura il telefono è soggetto a ricercare maggiormente la rete, quindi a un maggior consumo. Se usiamo la funzione del tracciami c'è il GPS attivo, quindi anche quello contribuisce a portare un maggior consumo della batteria del telefono. Ecco, proprio per non trovarci sprovvisti di batteria, magari essere in copertura ma non avere sufficiente batteria per avere un contatto con noi o chi organizza il soccorso, ecco che è molto utile portarsi appresso una power bank che costa anche molto poco al giorno d'oggi, a cui collegare il telefono per alimentarlo. Degli interventi di cui ci aveva dato la cifra inizialmente, c'è una percentuale di quelli che sono stati fatti proprio e che vi hanno permesso di raggiungere facilmente la persona in difficoltà grazie all'app? Sì, ne abbiamo, e diciamo che ci ha dato una maggior localizzazione, perché vediamo direttamente noi le coordinate della posizione dell'infortunato, anziché magari farcele dire, che non è mai semplice, perché ci sono vari formati di coordinate a seconda di quello che uno ha preinstallato nel proprio dispositivo, e magari anche colto un po' dal panico dell'avere il compagno infortunato, e quindi teniamo buone quelle, ma se ha l'app attiva riusciamo a avere un riscontro oggettivo del luogo dove la persona di cui ha bisogno si trova. Insomma, è importante che sempre più persone, per non dire tutti coloro che vanno in montagna per la passeggiata, come lei giustamente diceva adesso in questa stagione per raccogliere funghi, abbia quest'app per facilitare il vostro lavoro e per sentirsi più sicuri. Diciamo che è un supporto tecnologico, non è la panacea di tutte le problematiche. Consiglio sempre comunque di portarsi appresso una cartina geografica dell'area dove si vuole andare, di lasciar detto appunto a casa, al rifugio, dell'escursione che si ha intenzione di intraprendere. Quelle vecchie procedure che i nostri anziani usavano in montagna, e quando la tecnologia ancora non c'è. Un problema è proprio questo, che molti si affidano solo ed esclusivamente alla tecnologia. A volte può diventare un problema, quindi le vecchie regole vanno sempre ricordate. Tecnologia sì, ma ricordandoci quello che facevano i nostri nonni, e soprattutto affidarsi a chi la montagna davvero la conosce. Certo. Grazie davvero a Mario Brunello, vice delegato del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto. Naturalmente buon lavoro, e siamo sempre qui a disposizione per raccontare il vostro lavoro e fornire le indicazioni per affrontare la montagna nel modo migliore, in massima sicurezza. Grazie a voi e buone escursioni a tutti. Grazie davvero. Noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, sono sempre in compagnia, un nuovo ospite ci ha raggiunti. Saluto e ringrazio Alessandro Pasqualetto, coordinatore delle guardie giurate volontarie zoofile, provincia di Treviso. Guardia Ecozoofila, per sintetizzare. Molto prima, grazie per essere con noi.
io sono venuta in contatto con questa realtà in occasione della presentazione, dell'inaugurazione di una nuova area sgambatura cani a Treviso e ho scoperto quella che è la vostra attività, la facciamo scoprire anche ai nostri telespettatori, perché voi come guardie, è vero, guardie giurate volontarie, ma che siete riconosciute dalla prefettura e avete anche la possibilità, laddove ci sia la situazione, di sanzionare in casi che rientrano poi in quelle che sono le normative. Sì. Ci racconti un po' qual è la vostra realtà come guardie zoofile? Noi fondamentalmente diventiamo guardie zoofile dopo aver fatto un corso e superato un esame. Una volta superato questo esame viene fatta una richiesta alla prefettura per il rilascio del decreto secondo la legge 189/2004, tutele e protezione animali fondamentalmente. Una volta che si è in possesso del decreto si è a tutti gli effetti dei pubblici ufficiali, per cui col potere di polizia amministrativa e polizia giudiziaria. Questo cosa ci consente di fare? Ci consente di andare fondamentalmente a verificare tutti quei casi in cui non sia molto chiara, diciamo, se la tutela dell'animale è o non è rispettosa dei termini di legge. Chiariamo, rispettosa dei termini di legge, a noi tutti piacerebbe che il cane magari fosse tenuto in condizioni sicuramente magari migliori, però la legge a volte prevede altre cose, prevede delle condizioni minime e noi andiamo a vedere che queste siano rispettate. Essere polizia amministrativa e polizia giudiziaria ci consente fondamentalmente di poter fare o delle sanzioni amministrative o procedere anche penalmente, per cui direttamente una denuncia per maltrattamento d'animali o quant'altro, per cui direttamente alla prefettura. Quindi la persona, e poi verremo anche a quelle che possono essere le situazioni da segnalare, una persona che dovesse appunto vedere qualcosa che non la convince, può rivolgersi direttamente a voi? Allora, può rivolgersi direttamente alla nostra associazione o ad altre associazioni che ci sono nel territorio, perché non è che noi siamo gli unici presenti nel territorio, o comunque a una qualsiasi forza di polizia. L'importante è che le situazioni che vengono ritenute, diciamo, borderline, chiamiamolo così, magari il cane è tenuto nel recinto che non sembra nelle migliori condizioni o cui magari il recinto sembra piccolo, basta inviare una mail alla nostra associazione e, come tutte le altre forze di polizia, è nostro obbligo e dovere dopo andare a fare le verifiche sulla stabulazione dell'animale. Quante segnalazioni avete ricevuto in questi primi mesi del 2023? Allora, in questi primi mesi del 2023 noi ad oggi siamo a circa 180 segnalazioni, alle quali vengono aggiunte alcuni, chiamiamoli, interventi aggiuntivi che facciamo sui comuni con i quali siamo convenzionati, per cui più o meno siamo sulle 240 segnalazioni. Non tutte, lo diciamo, poi sono maltrattamenti veri e propri. No. Questo fortunatamente no. Certo. Viviamo anche in un territorio dove comunque c'è una discreta visione dell'animale e la maggior parte degli interventi che facciamo sono controlli sulla detenzione, perché magari il cane, come si diceva prima, è in recinto. Purtroppo non facciamo ancora molti interventi per cani detenuti a catena, sebbene la Regione Veneto sia stata la prima a promulgare una legge contro i cani tenuti a catena, ma purtroppo è un'usanza che è ancora, sì, la riscontriamo ancora. E altre segnalazioni che facciamo, facciamo dei controlli periodici ai microchip, per cui ogni tanto si fa un pattugliamento e si verifica all'interno del territorio comunale se la presenza del microchip del cane c'è e se i dati anagrafici dello stesso sono corretti, perché altrimenti, questa è una cosa che può capitare a tutti, si rompe il cancello, il cane magari decide di andarsi a fare la passeggiata, se ha i dati corretti lo stesso viene riportato immediatamente al proprietario, se non ha i dati corretti viene portato al distretto sanitario, ASL veterinaria, e qui possono trascorrere anche magari 3 giorni prima che l'animale venga ricondotto al legittimo proprietario, per cui
per chi magari è effettivamente amante del proprio animale, saperlo perso per 3 giorni, lascio immaginare che non è sicuramente una cosa che compiace al proprietario. Ecco, mi preoccupa un po' quel discreta che lei ha detto parlando della concezione dell'animale, nel senso che immagino che la sensibilità sia aumentata negli anni, ma forse c'è un ma da aggiungere. Allora sì, c'è un ma sicuramente. Quando anche noi facciamo i corsi diciamo sempre è difficile che quando uno va in centro Treviso piuttosto che in centro Montebelluna o Mogliano trova il cane in cattive condizioni, diciamo così, quando magari ci si sposta su zone ancora un po' più rurali c'è una concezione che è diversa dell'animale. Sicuramente dai 30 anni a questa parte la legge regionale Veneto ormai è datata 30 anni fa. Era sicuramente innovativa nel momento in cui è uscita, adesso probabilmente qualche piccola rivisitazione sarebbe il caso di farla. Questo perché? Perché l'approccio, e lo notiamo anche su tutti i social o da qualsiasi parte si vada, negozi che tengono fuori la ciotola per i cani, tutte queste piccole accortezze che vengono date hanno fatto sì che sia cambiato effettivamente l'approccio che c'è tra uomo ed animale. Contiamo che nella provincia di Treviso e più o meno anche nella regione Veneto una famiglia su 3 ha un cane. Per cui sono tantissimi. Sono tantissimi, nella maggior parte dei casi sono tenuti in buone condizioni, in qualche piccolo caso non proprio, diciamo, in condizioni che si possono migliorare. Noi come associazione abbiamo l'onere in primis non tanto di sanzionare, per noi arrivare a fare una sanzione o una denuncia fondamentalmente è una mezza sconfitta. Perché? Perché è molto meglio riuscire a parlare col proprietario dell'animale che non è tenuto nella maniera idonea e riportarlo su un ambito idoneo. Questo perché? Perché fare la sanzione vorrebbe dire magari far spendere soldi a famiglie che possono anche essere in difficoltà economiche, magari con la stessa cifra della sanzione si porta il cane al suo status ideale o perlomeno previsto all'interno dei termini di legge. Ecco. Per cui la nostra parte è molto formativa, cerchiamo di stabilire un piccolo feeling con le persone alle quali si va a fare il controllo in maniera tale da fargli capire: guarda, stai sbagliando, sbagliare possono tutti, migliorare anche. Quante volte questo impegno nel cercare di ristabilire una situazione ideale va a buon fine? Quante volte invece, se si dovesse fare una percentuale, si deve passare alla sanzione? Probabilmente magari siamo anche bravi come guardie zoofile, riusciamo a trasmettere l'amore verso gli animali anche a chi andiamo a controllare, per cui nella stragrande maggior parte dei casi, oltre sicuramente il 90%, arriviamo a riportare la condizione dell'animale entro i termini minimi previsti per legge. Siamo tutti d'accordo che ci piacerebbe sempre il di più, ma non sempre riusciamo ad ottenerlo. Purtroppo nell'altro 10% si arriva a dover elevare la sanzione piuttosto che la denuncia. Di quei casi di segnalazioni che lei ci aveva detto inizialmente, quel numero che ci aveva detto, è possibile fare una stima di una percentuale di quanti invece sono effettivamente maltrattamenti, che poi si verificano essere maltrattamenti? Quelli che si verificano essere effettivi maltrattamenti per fortuna sono molto pochi. Io faccio una stima sull'anno scorso noi abbiamo chiuso con 280 interventi effettuati e 6 denunce penali, per cui siamo sull'ordine del 3%, di cui una non era neanche un maltrattamento, era un abbandono, però la rifacciamo cadere all'interno lo stesso. E fortunatamente siamo a una percentuale molto esigua. Dai. E poi ci sarà una percentuale di quelli che erano magari delle situazioni al limite di maltrattamento e che siete riusciti a far rientrare poi con il dialogo. Noi siamo felici che la gente intanto faccia le segnalazioni, perché anche semplicemente il fare la segnalazione porta noi a fare un controllo e andare a verificare se effettivamente lo status di detenzione è quello ideale o meno.
Dopodiché all'interno di quei 280 interventi, sì, sicuramente c'era più di qualcuno che magari il recinto del cane era piccolo, il cane a catena non è che ci puoi andare molto distante, il cane a catena lo si vede ed è giusto segnalarlo. Però diciamo che un buon 50% sono segnalazioni che alla fine sì, riportiamo all'interno di un ambito che sia quello corretto di detenzione. Mi sembra di capire che i casi maggiormente riscontrati sono il cane alla catena. Nella maggior parte dei casi ancora purtroppo sì, soprattutto quando si esce e si va un attimino nelle zone più rurali, diciamo così, magari manca la recinzione all'abitazione e allora il cane magari è tenuto a catena. La sanzione amministrativa di 100 euro, credo che con 100 euro chiunque si mette un attimino di buona lena riesce a fare un piccolo recinto dove tenere nella maniera corretta il cane. A noi tutti piacerebbe vederli liberi, scorrazzare per la proprietà, ma capiamo che in determinate condizioni ci stia anche il recinto. Altre situazioni che rientrano nella casistica di maltrattamenti, quelli che voi riscontrate, quali sono? Allora, in più di qualche caso, e lì spesso e volentieri veniamo supportati dall'ASL veterinaria, c'è una non curanza effettiva del cane, per cui si va e magari si trova che il cane ha qualche ferita non curata, pelo assolutamente non curato, cioè si vede chiamiamolo l'abbandono, sebbene che casalingo non per strada, ma dell'animale, la non curanza completa. Lì, come associazione, noi ci poniamo sempre nel cercare di capire se effettivamente è un problema economico della famiglia o è proprio un qualcosa che va oltre, perché il problema economico in qualche maniera con i nostri contatti lo si eviscera completamente, nel senso il cane non è curato, c'ha tutto il pelo che sarebbe da... In qualche maniera noi come associazione magari troviamo la tolettatura che ci dà una mano e risistemiamo anche il cane. Purtroppo in qualche caso si arriva che invece il cane, come si dice qua in Veneto, il can fa il can. Però capiamo che siamo nel 2020, abbiamo passato il 2020, per cui ormai vediamo tutti l'animale come una persona di famiglia. Magari più o meno parenti stretti, però tentiamo di dargli un minimo di cura, dai. Alle volte più stretti di tanti altri parenti stretti, no, beh, certo, come sono gli animali. Dopo, sulle beghe familiari non ci mettiamo mai, però, assolutamente. insomma, diciamo che l'affetto che sa dare un animale, per chi li conosce, è molto, alle molto volte, più di quello di una parenti. persona, esatto. Quindi è importante questo che lei diceva, cioè nel momento in cui voi intervenite, perché magari il cane anche non ha le cure veterinarie adatte, cercate di capire se è dovuto per questioni economiche, perché la persona purtroppo non ce la fa, perché spesso si verifica anche questo, o se è una volontà di non curare il cane perché il cane è un cane. E quindi in quel caso voi riuscite ad intervenire laddove sia una questione economica, cercando di andare incontro, di trovare... In qualche maniera la parte solidaristica dell'associazione funziona anche per questo. Cioè, mentre posso capire che altre forze di polizia non possono esporsi economicamente, noi come associazione abbiamo questa possibilità, per cui di venire incontro a particolari esigenze che ci possono essere. Durante il Covid, faccio un esempio, anche se ormai l'abbiamo lasciato fortunatamente alle spalle, noi facevamo delle raccolte alimentari e su indicazione dopo dei servizi sociali dei comuni andavamo a fornire il pacco alimentare per l'animale anche alla persona che effettivamente poteva avere problemi economici in quel periodo. Per cui quello che è il nostro spirito associazionistico e di volontariato si attua anche in quello. Allora, io ho pochissimi minuti, veramente sono ormai arrivata al termine, però mi sembra importante, fondamentale dare le indicazioni su come mettersi in contatto con voi e l'importanza dell'anonimato, perché spesso dietro alla segnalazione c'è il timore di ritorsioni e quindi si preferisce girarsi dall'altra parte invece di segnalare. Allora, l'anonimato, lo dico, non può essere mai garantito effettivamente al 100%.
Fatto sta che fare una normale segnalazione su un caso che è dubbio non porta sicuramente all'esporre la persona a eventuali altre ritorsioni. Nel fatto, come noi agiamo, per esempio come guardie zoofili e tutti gli altri anche corpi di polizia, chi riceve la segnalazione non è neanche la stessa persona che dopo va a fare il servizio e non sa da chi è stata fatta. Per cui anche fosse che, diciamolo così brutalmente, viene messo sotto tortura la persona che va a fare il servizio, va a fare il controllo, questo non potrebbe mai sapere in nessuna maniera da chi è arrivata la segnalazione, in quanto è detenuta dal coordinatore responsabile all'interno dell'associazione e basta. Sul vostro sito ci sono tutti i numeri di telefono? Sul nostro sito ci sono tutti i numeri di telefono, li trovate anche sulla nostra pagina Facebook. L'importante è segnalare. Non giratevi dall'altra parte. Non giratevi dall'altra parte, noi ci mettiamo il nostro tempo e la nostra buona volontà, corriamo per la provincia, facciamo i nostri controlli, l'importante è che le persone non si girino dall'altra parte e ci vuole poco, basta inviarci una mail, se possibile corredata magari anche da una foto, giusto perché già si comincia a inquadrare la situazione e noi andremo a fare un controllo. Grazie davvero ad Alessandro Pasqualetto, grazie per averci fatto conoscere un po' di più, per averci dato queste indicazioni. Noi siamo in chiusura, vi lascio al film Il mondo nelle mie braccia di Raoul Walsh con Gregory Peck, Anne Blyth e Anthony Quinn. Grazie ancora, Presidente del Tempo, e poi il film Il mondo nelle mie braccia. Buon proseguimento. Grazie a tutti. Grazie. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. La tanto attesa rinfrescata è arrivata. Lunedì 28 agosto un intenso fronte temporalesco attraversa il nostro territorio, condizioni instabili e clima più fresco. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto tempo decisamente variabile con piogge diffuse. A causa dei contrasti termici elevati potranno verificarsi temporali di forte intensità con possibilità di grandinate e colpi di vento. Temperature infatti in sensibile calo, minime tra 15 e 20 gradi, massime non oltre i 26 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso maltempo, con rovesci e temporali ovunque, potranno essere abbondanti e intensi, dunque prestare la massima attenzione. Temperature minime sui 19-20 gradi, massime intorno ai 23-25 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancheranno rovesci diffusi, temporali localmente anche intensi e brusco calo delle temperature, minime infatti comprese tra 15 e 17 gradi, massime sui 22 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.